Eccoci qua. Allora, tradotto sforzo pesca, così impariamo anche dei termini nuovi, cioè riduzione delle giornate di pesca, parlavamo con la direttrice. Se l'Europa, che si basa su certi parametri molto diversi rispetto ai nostri, abbiamo visto dalle dimensioni delle reti, no? Quando si parlava delle reti, se in Europa si pesca un bel pesce grande, la rete può avere dei buchi grandi, da noi pesce più piccolo, semplicemente se si adottano dei criteri diversi mettono in crisi i nostri pescatori e così tante cose. Dicevamo depauperamento dei mari, e questo è un rischio che si ovvia con già dei criteri logici di pesca. Ottima la manifestazione dei pescatori a Venezia, dovremmo essere più gruppo fra noi per ottenere dei risultati dal nostro governo. Passerei da lei la risposta da questo messaggio. Sì, ma è chiaro che poi essendo uniti si ha più forza, si ha più impegno, però nell'unità servono anche delle idee, servono le competenze, cioè proprio accennavamo prima del problema che oggi sono le normative che l'Europa tende ad imporci. Nascono sostanzialmente da dei criteri protezionistici nord europei, mentre noi geneticamente, come sindacato, come associazione, pensiamo che la gestione legata alla competenza, alla conoscenza, alla scienza, io ho imparato ad esempio nella presentazione dei pescari l'importanza dei flussi, passati in termini migratori, del pesce, che paradossalmente è un pesce che può nascere fuori Italia e venire ad ingrassare in Italia, quindi può essere pescato e viceversa. Allora, se non si fanno delle analisi e se quindi lo sforzo di mettere in pista anche Pescagria, proprio per questo, perché riteniamo che per andare alla guerra occorre andare con le lance, non con le armi spuntate. Le lance sono le lance della conoscenza, le lance della voce dei pescatori, quelli che ti dicono: Presidente, paradossalmente ci impongono il fermo, non possiamo pescare i tonni e i tonni ci mangiano il pesce che poi noi dobbiamo andare a pescare, per il quale ci rimpongono il fermo. Cioè, vede, sembra un paradosso, però se non si ha un approccio di questo tipo, e quindi qual è l'approccio? L'approccio è la conoscenza, è l'approccio del sistema. Occorre un sistema di gestione, ma lo è nella pesca, lo è nelle foreste, lo è nella fauna selvatica, lei sa, è una condizione che noi poniamo come criterio di analisi. Poi arrivano le risorse, poi arrivano le istanze politiche, ma se noi in Europa non facciamo capire al burocrate europeo che probabilmente un giorno in più o un giorno in meno di pesca determina non solo la morte economica di quelle che sono le nostre aziende, che è importante, ma determina anche quella che è poi lo sconvolgimento dell'ecosistema e del sistema, voglio dire, dell'acqua, che è molto fragile e molto delicato. Quindi... Ma secondo lei obiettivamente cioè il fatto che sia l'Europa a gestire con delle normative anche cogenti, perché poi le direttive europee a questo punto di vista prevedono anche delle sanzioni pesanti, un ambito così particolare come quello della pesca nelle nostre zone, ma come anche in Grecia, perché poi anche la Grecia più o meno si avvicina tantissimo. Poi vediamo già il Veneto, Alto Adriatico, quanto è diverso rispetto alla Sicilia, diceva appunto la direttrice, prima era la zona di Mazara, adesso è cambiato completamente il tipo di pescato. È una cosa congrua, dopo tanti anni che continuiamo sempre a dibattere delle solite problematiche e il settore è sempre più in sofferenza? Beh, insomma, questa magari è una sede non propria, perché dovremmo fare una trasmissione su questo tema. No, una battuta. No, ma mi fa piacere, perché è un assist che mi ha fatto e quindi mi permette di dirle anche come la penso e come la pensiamo. Che l'Europa, oggi, questo sistema di Europa, sia spesso non adeguato alle istanze dei Paesi membri, lo abbiamo visto, senza ripercorrere vicissitudini ultime che hanno legato anche la pandemia. Ma perché? Perché c'è probabilmente quel sistema dell'asse mediterraneo, dove, come dice lei, non siamo soli, noi abbiamo la Spagna, abbiamo la Francia, l'Italia, la Grecia, cioè una parte dei paesi dell'Adriatico dell'Est, i quali probabilmente devono fare il sistema e far capire a quello che è l'asse nord europeo, che invece ha una pesca del tutto diversa e anche una mentalità diversa, sia nell'approccio produttivo ma anche nell'approccio, voglio dire, mi passi il termine, ambientalistico. Cioè si pensa, no, questo approccio che si ha di restrizioni, di proibizionismo, di protezionismo, che stride invece con quello che è l'elemento di gestione che vogliamo mettere in pista noi. Quindi, per tornare alla giusta riflessione che fa lei, noi dobbiamo mettere in pista quello che è un asse anche a livello di stati appartenenti soprattutto agli stati del Mediterraneo, che ci permetta di avere anche una forza all'interno della Commissione europea, quindi portare delle istanze, in questo caso nostre, no? Perché abbiamo detto rappresentatività. Sicuramente. Cosa ne dice lei, direttrice, a questo riguardo, alla luce delle conoscenze che lei ha acquisito anche in altri ambiti regionali? Ma diciamo che il problema della
a volte poca comprensione, chiamiamola così, no? Come sono un po' diplomatica, della poca comprensione che sorge tra le regioni, l'Italia e l'Europa, dove ci sono anche i nostri rappresentanti. Questa è la poca comprensione, perché a volte appunto si guardano, si fanno dei provvedimenti su delle specie che noi non abbiamo nemmeno. Cioè, a volte non c'è una logica. Allora io dico che con la logica e con il buon senso, che sono due parole che non passano mai di moda e in nessun settore, io credo che queste sono due parole che devono essere acquisite anche da chi legifera in Europa, perché buon senso e logica aiuterebbero tutti a non martorizzare così un settore e a pensare che dietro un settore ci sono le famiglie. In questi giorni si sta parlando di rinascita, si sta parlando di ricominciare, ma il ricominciare vuol dire mettere anche le persone in grado di farlo, in condizione di farlo. Allora, sempre con le regole, io voglio sempre, non stiamo parlando di infrangere le regole, sempre stando alle regole, però dobbiamo far sì che le persone lavorino, dobbiamo trasmettere ai giovani. Brava, ha toccato l'argomento che stavo per chiedere. Ecco, dobbiamo trasmettere ai giovani che la pesca non finisce con i loro genitori e non devono demolire le barche, perché se noi trasmettiamo questo, ma diamo anche loro questa possibilità, ci saranno molti meno giovani che sono senza lavoro. C'è questo, ecco, chiedo da entrambi, ognuno perché con il Presidente Passerini abbiamo affrontato più volte il passaggio generazionale, il rischio che giovani agricoltori non si dedichino all'agricoltura, e quindi questo è un rischio oggettivo. Secondo le vostre esperienze e punti di vista, siamo a questo rischio in Veneto, cioè che non sia un'attività così appetibile, sufficientemente remunerativa, tale per cui e anche sia troppo onerosa, perché mantenere un peschereccio che ha delle stazze importanti come Chioggia, senza trascurare la parte sotto della zona del Polesine, possano non invitare i giovani a intraprendere questa strada. Non è così semplice. Presidente, dopo se vuole aggiungere qualcosa. Il rischio c'è tutto, dove non si ha redditività, dove non si hanno pari condizioni e hai un sistema normativo pressante che spesso burocrazia, ma spesso norme che, come diceva prima Marilena, vanno fatte su un generalismo che non rispecchia poi le esigenze dei pescatori. Quindi c'è il rischio. Teniamo presente che fare il pescatore è un'attività pesante, sia in mare, si è esposti ai rischi, alle intemperie, spesso si hanno difficoltà anche nella meccanizzazione stessa, perché se non hai redditività non riesci anche ad innovare il parco barche, e quindi è chiaro che è un sistema, voglio dire, è una filiera del ragionamento che va interpretata dall'inizio alla fine. Tu devi mettere in condizioni con i nuovi strumenti che verranno, quindi abbiamo detto quello normativo, dicevo prima, la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica, perché poi c'è il tema della sicurezza. Che si può applicare nel settore della pesca? Si deve, ma si può, perché ci sono, e quindi utilizzare poi quelli che sono gli strumenti finanziari, il FEAMPA, cioè tutti quelli che sono i piani che poi vanno a intervenire. Però sostanzialmente, se tu non generi una filiera, dicevo prima, di interventi dal normativo a quello che è finanziario, mettendo in mezzo poi tutta una serie di ragionamenti che abbiamo fatto, è chiaro che il rischio di non avere più il ricambio generazionale è forte. E io aggiungo di più, ma pensate voi alle nostre zone, parlavamo prima di Chioggia, quindi parlavamo anche delle spiagge, di tutto quello che è il legame della multifunzionalità che hanno ad esempio i pescatori rispetto a quello che è l'impatto della gestione. Traduciamo multifunzionalità. Cioè multifunzionalità, ciò che fa un pescatore, quindi pesca, ti permette di avere un prodotto buono, un prodotto appetibile, il turista viene per mangiare il pesce, viene per mangiare il pesce di Chioggia, viene per mangiare il pesce del territorio, il turista genera indotto, il turista genera presenza, la presenza genera alberghi, quindi cioè, tutto anche l'enogastronomico. Certo, quindi la multifunzionalità del percorso che ha la pesca non la vediamo legata solo al fatto che il pescatore esce in mare, pesca e va là nel mercato, ma tutto quello che viene generato attorno, la gestione del territorio stesso.
Oggi se vediamo la gestione dei nostri ambiti, voglio dire, delle nostre zone umide, chiamiamolo così, non sono le zone umide di 20 anni fa o di 30 anni fa, e quindi tutto quello che c'è attorno. Ecco, io credo che sia importante oggi ragionare di sistema su questi temi per poi avere, come posso dire, dare respiro a questi ragazzi che approntano o non approntano, fanno delle scelte di non farlo perché proprio non riescono a trovare una risposta economica. Direttrice, chiedevo a lei, ma c'è una cultura, perché da anni CIA si è battuta per la CIA Veneto, CIA Padova, vari CIA per la stagionalità del prodotto, il prodotto a chilometro zero, insomma, forza di battere, qualcosa si sta ottenendo, no? C'è una sensibilità. Le faccio la domanda, poi rispondiamo dopo la pubblicità, ma c'è una cultura che si sta sviluppando o bisogna ancora lavorarci molto sulla stagionalità del pesce, sulla tipologia del pesce, in modo che sia valorizzato e sufficientemente consumato anche nel nostro territorio? Domandona, voi riflettete se questa cultura ce l'avete, se sapete che pesce si mangia in questo periodo, per fare un esempio, e andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme. Vabbè.